Penso che queste liste siano state fatte dopo aver consultato i segretari provinciali, aver dato dei giudizi e delle indicazioni e naturalmente la parola finale e gli ultimi ritocchi li ha fatti un certo Matteo Salvini. Gian Antonio Darai mette così la parola fine alle polemiche che hanno accompagnato la presentazione delle liste per le politiche del 4 marzo. Molti nomi che rappresentano il territorio, spiega come i segretari provinciali, vedi Dimitri Coin, tanti amministratori comunali come Marica Fantuz, diversi giovani e numerose donne, tutti con una missione. Questi candidati dovranno capire che se eletti dovranno lavorare e lottare per portare quell'autonomia che il popolo cerca. In casa Forza Italia molti nomi illustri ormai quasi certi come Renato Brunetta alla Camera e Antonio De Poli, Niccolò Ghedini al Senato. È stata data attenzione ai segretari provinciali, per cui ci ritroveremo sicuramente gente come Dario Bond, Bendinelli, Cortellazzo e altri che hanno lavorato per il territorio nelle liste, questo è importante, e poi sicuramente gli altri big nazionali da Brunetta, Ghedini a tutti quelli che ben rappresentano il Veneto. Penso che sia stato un ottimo risultato, ripeto, fatto di sinergia tra regionale, provinciale e nazionale, quello è il meglio che potevamo attenderci sul territorio e l'abbiamo ottenuto.